Buongiorno Notizia. Le 9.31 adesso a Catania, in Corso Sicilia, tra illegalità e degrado. Quando sarà liberato? È questo il tema della conferenza stampa di Casa Pound Catania, in programma proprio questa mattina, tra poco alle 10.30, nei locali di via San Giuliano. Interverranno all'appuntamento il responsabile provinciale di Casa Pound, Giovanni Coppola, e un rappresentante dei commercianti di Corso Sicilia per affrontare questo grande problema. Noi abbiamo raggiunto proprio il responsabile provinciale di Casa Pound, Giovanni Coppola, che ce lo ha esposto nel dettaglio. Sentiamo quanto ci ha detto. Allora, innanzitutto questa zona della città è una zona in questo momento dove insiste una forma di illegalità e di abusivismo commerciale ed anche di degrado che è veramente allarmante. Noi siamo stati chiamati dai commercianti, dai residenti della zona, perché ripetutamente i commercianti e i residenti avevano chiesto l'intervento del comune e avevano sempre ricevuto delle risposte molto vaghe. Siamo stati chiamati, abbiamo fatto un sopralluogo, abbiamo registrato dei video dove praticamente dimostriamo come in questa zona l'unica cosa che esiste e domina è appunto la contraffazione, l'abusivismo e il degrado. Le scene che abbiamo visto non ci sono piaciute, perché ci sono scene dove si vedono persone che urinano, che dormono in modo stanziale per le strade del Corso Sicilia, che vomitano perché si ubriacano continuamente, ma soprattutto alzano il livello di insicurezza. Abbiamo visto gente brandire dei coltelli e minacciare i passanti. Tutto questo l'abbiamo ripreso, abbiamo diramato questo video, l'abbiamo mandato anche alle varie testate giornalistiche. Oggi chiediamo al Comune un intervento risolutivo e quindi innanzitutto la rimozione di tutti i bancarellieri, diciamo, quelli che vendono merce contraffatta e soprattutto la rimozione della gente che dorme in modo stanziale in Corso Sicilia, ripeto, alzando il livello di insicurezza dei cittadini e dei commercianti. Quali commercianti? Essendo che questa gente vive proprio davanti alle porte dei negozi, hanno visto abbassare notevolmente il loro fatturato. Riqualificare insomma una zona della città che tra l'altro è a 2 passi dal centro storico. Corso Sicilia, ricordo che per Catania doveva dare l'idea del futuro, doveva rappresentare la City, doveva rappresentare la Catania laboriosa. In questo momento l'unica cosa che rappresenta è un viaggio a ritroso nel tempo, perché siamo veramente tornati indietro anni luce, soprattutto dalla civiltà, perché non esiste più civiltà, ma soprattutto non esistono regole in Corso Sicilia, perché le regole in Corso Sicilia valgono soltanto per i commercianti italiani, valgono soltanto per i residenti italiani, non valgono per tutto il resto. Ed era questo Giovanni Coppola, responsabile provinciale di Casa Pound, che insieme ai commercianti terrà questa mattina alle 10.30 nei locali di via San Giuliano questa conferenza stampa sul tema Corso Sicilia tra illegalità e degrado, quando sarà liberato. Solo musica italiana.